Conte si sposa, già da una casa, e quindi dobbiamo parlare perché la notizia diventa interessante, visto che si parla di contratti di case e non di contratti proprio perché poi gioca con il 4-2-3-1 col 4-3. Cominciamo! Conte, vincerò. Eugenio Merolla, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, specialmente quelli che si iscrivono perché notano la serietà, l'onestà intellettuale di chi vi dice notizie certe. E se Conte è notizia certa, vi dovete fidare di me. E lasciate il like perché vi faccio leggere l'articolo, visto che ho aspettato per cercare delle notizie anche per smentirle eventualmente. Screenshot, ci spostiamo e vi faccio vedere l'articolo, perché l'ha detto Merolda, l'hanno detto Marolda, adesso ve lo leggiamo, è così. Allora, no, questo è Klopp, ma questo è un articolo vecchio, vedi, il del 2023, giugno 2023. Klopp prende casa a Posillipo, firma per il Napoli, la domanda, la risposta di Luca Marchè, e non è questa, vediamo l'altro articolo, è questo qua. Ah, Reina, beccato cercare capo a Posillipo, sarà nello staff del nuovo allenatore del Napoli. Questo era 23 maggio 2023, perché doveva tornare Benitez, vi ricordate? È fatta praticamente, perché non è questo, ho sbagliato io. Ah, ecco, sì, Icardi e Vandanara hanno già scelto casa a Napoli, ve lo ricorderete benissimo, l'ho postato anche su Twix, Enrico Fedele che parlava della telefonata di un amico del policlinico, un grande primario, e gli ha detto un suo paziente che aveva attaccato già l'elettricità, l'indiscrezione proviene da fonti di mercato immobiliare. Si tratterebbe di una villa e Posillipo da 45.000 €, però non è questo l'articolo, voglio farvi vedere l'articolo giusto. Questo è il 2011, no? Ho preso un articolo lento, vecchio, calciomercato Aumauri, però ricordate che Aumauri comunque sarebbe stato un ritorno, cerca casa in città, impazzano i rumors sul suo acquisto. L'attaccante italo-brasiliano della Juventus è stato avvistato per scegliere un'abitazione a Posillipo, intanto alcune indiscrezioni lo vogliono come prossimo acquisto nel ruolo di Vice Cavani, no, non è questo l'articolo, lo leggo, questo qua forse, no, stando alla rivelazione di un agente immobiliare a Radio Marte, Jordan Veretout starebbe acquistando una casa in quel di Napoli, un'indiscrezione che potrebbe avere della concretezza, visto che, stando a quanto riferito da Raffaele Auriemma, il centrocampista francese ai margini della Roma sarebbe un pallino di Giuntoli. E non è questo l'articolo, aspetta, mo lo trovo perché dobbiamo essere precisi. No, non è neanche questo. Signori, lo cerco e ve lo porto. Da New York, Valerio Fido è tutto, è fatta. State tranquilli. La notizia è che arrivano tutti quanti, tornate indietro. Conte, Klopp, anche Gasperini, Pioli, Tedesco, Rose, Italiano, Farioli, forse Possanzini rinnova con la cosa, ma credo che non verrà Allegri. Credo Allegri no, perché si deve capire la situazione Motto. Vuoi vedere che poi l'Inter rimane con Inzaghi e il Milan poi invece continua con Motta? Lasciate il like.